Ciao imbruttiti, oggi siamo al Movida, a Lori in provincia di Treviso. Siamo venuti a chiedere ai veneti qualcosa delle eccellenze venete. Andiamo a vedere. Cos'è la Valpolicella? È un video? E però quello mi sa che è il Valpolicella. E mentre la Valpolicella cos'è? Ah, sono un paese? Ah, ok, quindi te le dico prima e dopo te ne rispondi. No, ti domandami, dopo ti dico se so o no. Vabbè, ok. Da che? La Valpolicella. Non l'hai mai sentita? Non lo so, mai sentita. Sei di Treviso, vero? Sì, sono di Treviso. Per quello che non hai mai sentito la Valpolicella. Valpolicella è dove c'è l'osteria senza oste e c'è il prosecco. Valpolicella se invece dove chi fa il vin ma a Verona. In bevo a Rode, quindi non dico una cassata. Una valle? Che cosa? Di vino? Verso Beun. Verso Beum, più o meno. Se fai verso Belluno a sinistra e ci siamo. Siamo in Trentino? A momenti. Valpolicella in Trentino. Un aiutino, un prosecco. Verona, vino, Valpolicella, vino. Verona, vino. Dimmi cosa vuol dire invece DOCC. DO, denominazione origine, controllata, sicura. No, Ecco la G sicura ci sta bene. Tubercolosi. Quasi. Quasi è TBC, aspetta. Dio. Non si può vestire male, vero? Terreno organico generico. Generico. Di origine controllata. Ginecologo, non lo so. Di origine controllata ginecologicamente. Sì. Gnocchi. Dog G. D-O-C. Doc. Doc. Dog G. Tutto giusto? È massa complicata e sigle c'è pochi che mi ricordo. Di provenienza Valdobbiadene, prosecco. Aspetta un attimo. Aiutino da Google. No, fai pure che abbiamo tempo. È una roba del vino, del formaggio, la bustina. Ah, quindi DOCG è del vino e formaggio, mentre DOC è una roba della chiesa. È una roba della chiesa. e anche Ovis di OCG. E viene da? Da che ho anche a casa di OCG, se è bio. Gli ovi bios e quelli DOCG. Esatto. No, Dio non c'entra niente, no. È DOCG. Denominazione di origine controllata e garantita. Garantita. Sì. Garantiamo che sia questo. Se ti dico Amarone, cosa pensi? Amarone. Al bar? L'amaro? No, c'è l'amaro più forte però. È l'amaro più forte. Perché? Perché Amarone, one. No, sarebbe amarino? Alcol. Alcol. Digestivo. Cabernet. Un bel Cabernet, però è... È digestivo. Ah, quale? Te vai al coso, al ristorante, te che dici mi fai un amaro e te dà il Montenegro E ti dà l'Amarone. te dà l'amarone. Marone. Buono, non mi viene niente. Ma che non te l'ho detto Nerone, te l'ho detto Amarone. Vino rosso, corposo, Mi piace? molto. A Breganze. Ma l'Amarone non siete Breganze? Un vino amarognolo. Boh. Ancora cercarlo. Qualche occasione bevemo. Un amaretto, non so, insomma. Ha un amaretto. Un biscotto, non so. Amarone della Valpolicella. È un vino che fanno nella Valpolicella facendo appassire le uve in graticolo e dopo fanno questo vino buonissimo. I francesi, che fanno una pipa, i francesi con il prosecco. Ah, quindi Sai che in Inghilterra... li masturbiamo un po'. Sì, diciamo che i francesi secondo me noi siamo buoni a far vino, perché fa proprio cagare il vino che fanno i francesi. Massa spinto, massa particolare. Il prosecco è un vino da far festa, da stare tutti in compagnia, è bevibile. È meglio che stai a casa sua e si beve loro. È un vino quasi da stare da soli a sera. Sì, è proprio da menarsi il cuco proprio.